Buongiorno, ben ritrovati sulla pagina Fise. Siamo con la presidente Clara Campese. Siccome questa volta le ho chiesto una foto da casa e lei è in compagnia di, come si chiama Clara? Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Sono in compagnia di Didi. 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 E allora io ho preso, la vedrai poi, ho preso Fiona e me la sono messa qui, insomma, a fare compagnia anche lei a me, perché ricordiamolo, questo è importante, che gli animali, noi parliamo di cavalli, però gli animali non trasmettono il Covid-19, quindi abbandoni che si stanno registrando sono del tutto ingiustificati. Quindi concedimi questa premessa cinofila animalista, ma credo che possa valerne la pena. Sì, è dovuta, è dovuta. Visto che appunto anche tu ami i cani, ti stai sbaciucchiando la tua bovaretta. Allora, proseguendo in questa nostra conversazione così periodica, quali sono le domande che le stanno rivolgendo più spesso gli amanti dei cavalli, tesserati e non? Sì, dunque devo dire, in quest'ultimo periodo, almeno dalla settimana scorsa, c'è una, diciamo così, fenomeno di calma, se si può definire, nel senso che devo constatare con molto piacere e anche ringrazio veramente per la collaborazione che tutti i tesserati stanno diciamo, dimostrando, perché la calma di cui parlavo è proprio legata a questo. Mentre prima si susseguivano chiamate, mail, messaggi di ogni genere da parte sia di privati che di istruttori tecnici, quali chiedevano un po' come comportarsi, perché le domande frequenti erano proprio queste: quando potremo tornare dai nostri cavalli? E qui le chiedo E scusa, Presidente, purtroppo oggi non è giornata di ottimismo perché dalle indiscrezioni che ci dà la stampa parrebbe, dicono, io posso anche sperare che non sia vero, ma temo che possa esserlo, che venerdì o sabato il Presidente del Consiglio ci comunicherà che la quarantena non finirà il 13. sì, anch'io penso questo, ma devo anche dire che era prevedibile una ulteriore proroga, cioè non mi coglie impreparata questa diciamo, eventualità. Del resto, anche semplicemente in virtù di una forma di prudenza e di responsabilità, è assolutamente comprensibile e per quanto mi riguarda anche condivisibile. Anche se Eh, pare che riapriranno per esempio negozi necessari per anche lo smart working, quindi dalle cartolibrerie ai negozi che hanno attrezzature per ufficio, quindi per i computer anche, e si parla poi dai primi di maggio di una riapertura delle attività lavorative all'aperto, parliamo di agricoltura, parliamo anche di cantieri, in realtà anche per i maneggi è un'attività lavorativa all'aperto. Io spero che possano essere ricompresi in questo senso. Sì, io ecco, a questo vorrei aggiungere sia un parere personale ma anche un dato di La mia fatto. era solo una speranza, ben inteso, un augurio, un Ma questa è la auspicio. speranza di tutti, questo sicuramente, cioè ora a prescindere dall'atteggiamento di responsabilità che bisogna avere, quindi razionale, è chiaro che si affianca anche uno stato d'animo che è comprensibile e che abbiamo tutti, di veramente di trepida attesa di poter riprendere, benché gradualmente, appunto la vita, non dico normale, ma comunque insomma che si avvicini a quello, di poter uscire di casa. Sì, perché posso dire, Ora, sarà sicuramente più facile ricominciare, parlando dello sport, con un concorso di salto ostacoli di quanto non lo sia fare una partita di rugby. Parliamoci chiaro, insomma, perché per fortuna rispetto al Covid nell'equitazione il distanziamento è grande, diversamente a tantissimi altri sport di squadra dove i giocatori sono vicinissimi quando addirittura non hanno un contatto fisico importante. certo, certo, assolutamente una rilevazione precisa. Io, tornando a quello che le dicevo prima, ci sono due cose. Uno, lo stato di fatto è questo, che la nostra federazione si sta assolutamente attrezzando, questo l'avevo già detto nelle nostre conversazioni precedenti, per individuare quale possono essere un piano, anzi un piano operativo per la ripresa graduale.
Tant'è vero che ieri proprio il presidente Di Paola poi mi aveva contattato indicando insomma un'iniziativa che vedrebbe la creazione di una commissione tecnica unita, una commissione scientifica per studiare questo protocollo operativo, in modo che se effettivamente da maggio si dovesse insomma riprendere un po' le attività, noi siamo assolutamente pronti, okay, per dare le informazioni ai circoli su come regolarsi per diciamo gestire qualche ingresso dei Intanto le chiedo scusa Presidente, c'è Manuel che dice quanto sia dura in questo momento non poter montare, purtroppo lo capiamo, ma non ci si può fare niente. Non solo, io anche per rispondere alla domanda iniziale, Fabio, dico che fra queste domande, in realtà conversando con molti privati, proprietari, ragionando quindi nelle nostre telefonate, poi alla fine emergeva un dato che è proprio quello che è trasversale a tutti, cioè tutti poi dicono: cara, guarda, francamente ci manca il nostro cavallo. Questo è la spinta, diciamo, proprio motivazionale nel profondo, parte da questo legame, che è una cosa bellissima ovviamente che abbiamo con i nostri amici. Quindi dicevo, tornando alla questione della federazione, noi stiamo lavorando su questo, ma l'aspetto, la difficoltà, o perlomeno le cose che vanno considerate, si pongono su due piani. Uno è effettivamente la parte pratica. Come si gestiscono queste entrate? Come lì ognuno poi si può sbizzarrire, ho già visto, potete fare così, si può fare così. Certo, ovviamente verrà considerato tutto quello che può essere più utile, più idoneo alla situazione. Ma poi c'è un altro aspetto che non va trascurato. E qual è? È quello che dobbiamo sensibilizzare, quando sarà ovviamente, tutti al massimo rispetto e al rigore nell'applicazione di quelle che sono le indicazioni che verranno date, perché questa è una tematica non da poco, caro Fabio. La questione è questa, che tutti, mi piace dirlo e ne sono certa, siamo consapevoli che è una cosa seria, però c'è anche da dire che c'è anche un po' di leggerezza da parte di taluni, che probabilmente o perché ancora non sono stati toccati direttamente da questa problematica, oppure per una inclinazione naturale tendono un pochettino a sottovalutare, e questo non va fatto. Allora, l'altro aspetto su cui dovremo lavorare nel nostro piano operativo è fare un'opera di sensibilizzazione al rigore del rispetto di quelle che saranno le indicazioni, okay, ma anche a garantire. Noi dobbiamo avere la certezza che questi protocolli poi vengano rispettati, ma perché? Non perché ci piace, è perché è nell'interesse di tutti. Perché i tecnici, gli istruttori, i proprietari, i gestori dei maneggi, i groom che sono lì, quelli sono lì tutti i giorni, non li possiamo neanche esporre a questi rischi. Quindi veramente si deve fare appello a un senso di responsabilità, ma veramente profondo da parte di tutti. Cioè qui dobbiamo cooperare. Intanto so che avete ragionato ieri in comitato regionale su come poter distribuire quei 30.000 euro di cui mi accennava la volta precedente. Sì, dunque, diciamo, le riflessioni si sono articolate su prima di tutto la considerazione di difficoltà nel considerare il numero dei cavalli della scuola e dei poni, mentre l'altra volta era prevalsa questa idea, cioè di riferire i criteri di assegnazione del contributo alla presenza dei cavalli della scuola all'interno delle strutture. In realtà, da una ricerca che abbiamo fatto attraverso le nostre super segretarie, ci siamo accorti che la problematica non è mica solo del Veneto, ma è un po' un'abitudine diffusa su tutto il territorio, che ne risultano pochi. Scusi Presidente, se la interrompo, le fa i complimenti Violetta, che dice brava Clara. Manca questo, il senso di responsabilità. Ringrazio Violetta Boschiero, lei tra l'altro è proprio uno dei circoli con cui ci siamo sentiti e in cui ovviamente il coordinamento dei privati è, come per altri, delicato, però so per certo che loro si sono
espressi ed esposti in un modo molto coerente con quelle che erano le normative, con quello che prevede la legge e anche con il buon senso. Quindi ringrazio Violetta, perché proprio nel loro circolo ippico è stato dato un ottimo esempio. Poi devo dire, Presidente, io spero che vada in porto anche questa iniziativa, mi sembra che si sia sulla buona strada, che per le attività ci sia possibilità di avere il 25% dalle banche del fatturato 2019 da restituire a partire dal 2022, che sarebbe ossigeno, insomma, avere dei soldi subito con garanzia dello Stato, quindi la banca li dà solo in base al fatturato senza dover fare altro, e con 2 anni di tempo poi per darli indietro. Sarebbe una bella boccata d'ossigeno per tutti. Sì, poi ci sono, a parte questo, insomma, ci sono anche delle iniziative come la Federazione ha già divulgato anche con il credito sportivo. Ora stiamo soltanto aspettando poi da un punto di vista operativo come avviare anche le pratiche, anche lì per insomma erogare questa liquidità senza interessi, con un rientro addirittura più lungo, con delle tranche da 5, 10, 15, 20, mi sembra anche 25.000 euro. Quindi insomma da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo, ripeto. Ma tornando alla domanda che è importante, quello dei nostri 30.000 euro nostri come Comitato Veneto. Sì, ricordiamo che sono soldi che il Comitato prende dalle sue casse, non sono risorse aggiuntive che arrivano. Sì. Poi la Federazione farà tutti gli interventi che, ripeto, deciderà di fare. Come Comitato questi 30.000 euro sostanzialmente come li erogheremo? Allora, li erogheremo tenendo come riferimento, questo è stato deliberato ieri in Consiglio regionale, il criterio è questo. Si terranno in considerazione le patenti A e club o equivalenti alla A. Verrà utilizzato un sistema tipo delle quote, okay? Per cui noi assegneremo un valore ad ogni patente e sulla base del numero delle patenti che ogni circolo ha, ripeto, A e club, verrà assegnato il contributo. Però chiedo scusa, continuano a chiedere, è inevitabile, anche Sabrina che chiede quando possiamo andare dai nostri cavalli. In questo momento dovete affidarvi e fidarvi di chi gestisce i maneggi, le scuderie e i groom. Non si può andare dai cavalli. Adesso vediamo quale sarà il contenuto del prossimo decreto, che quindi dovrebbe essere imminente. Una cosa alla volta la faremo. Per il momento fino al 13 non si può andare, questo è poco ma sicuro. Sì, certo, e non cambia la situazione, né è intervenuto nessunissimo tipo di altra, comunicazione ufficiale. Comunque, per concludere sull'iniziativa del contributo, Fabio, permettimi, io farei, e mi permetto anche a nome di tutto il Consiglio, comunque di fare un appello. Quando uscirà oggi il bando, chiamiamolo bando, che non è un bando, comunque la comunicazione con cui si comunica ai circoli, si dice fate la richiesta per l'assegnazione di questo. Io farei anche appello molto al senso di lealtà, di solidarietà e di sportività, che facciano richiesta i circoli che effettivamente hanno la necessità di questo sussidio, perché siccome poi diviso su tutti i circoli che sono presenti in regione diventa è una cifra comunque tra virgolette minima, che non va a risolvere il problema, è chiaro che se ci sono degli atti di generosità, di altruismo e veramente di solidarietà nei confronti del prossimo, chi non ne ha effettivamente bisogno magari può lasciare, lo può anche comunicare, può lasciare la quota a favore di altri, tant'è vero che ci sono all'interno del Consiglio dei consiglieri che hanno maneggio, i quali hanno già dichiarato che le loro quote le lasceranno per i circoli che hanno bisogno. Quindi questa è una linea di coscienza che assolutamente voglio evidenziare, senza assolutamente far fare rinunce, cose strane. È una cosa libera, però lo voglio anche dire, è giusto che insomma anche nel mio ruolo faccia appello a questa sensibilità. Assolutamente. Poi credo che ne parlavamo prima, potremmo pensare attraverso questo mezzo, per carità piccolo, che stiamo mettendo in pratica, di comunicare così con chi segue la pagina Facebook, di coinvolgere oltre a lei, se lei è d'accordo, altre persone in altri ruoli per altre particolari competenze. Molto volentieri, lo volevo proporre anch'io, perché è inutile che stia sempre a parlare io, ci sono tante altre persone che possono dare sicuramente delle comunicazioni più utili o comunque sempre interessanti, per cui Fabio assolutamente aderisco a questo, magari ci sentiamo anche domani,
tra me e te e vediamo, poi facciamo una scaletta di interventi in modo E da penso per esempio al alternare. fatto che nelle società sportive, anche a livello giovanile, vengono dati proprio dei programmi per i giocatori che in questo momento sono a casa. Quindi forse si potrebbe anche coinvolgere qualcuno che possa dare dei suggerimenti ai nostri ragazzi che non possono andare a cavallo, ma che sarebbe bene, insomma, si mantenessero in forma. Certamente sì, assolutamente. Questo è proprio stamattina ero al telefono con la dottoressa Guazzo, la nostra diciamo, la psicologa dello sport, proprio perché sta approntando diciamo, qualcosa di specifico per i ragazzi, anche un po' per abbattere la noia e tenerli pronti fisicamente, in modo che quando ci sarà la ripresa anche la loro muscolatura e la loro grinta, il loro entusiasmo sia... Prendesse l'esempio da una sia certa Clara presente. Campese che mi risulta che nel giardino di casa faccia pesi. Come? Ma quando mi rivedrete sarò una silhouette, perché tra Intanto me... saluto un amico, perché qui davvero posso dire che è un amico, Claudio, che davvero è un generoso in questo senso per il suo impegno, che sta facendo i complimenti per quello che state facendo. Ovviamente non si riferisce a noi due adesso, sarebbe però per quello che state facendo voi come comitato, insomma, cercando di fare tutto il possibile per sostenere l'attività di circoli e tesserati. Sì, poi Fabio, scusa, a proposito di iniziativa per i giovani, mi preme evidenziare una bellissima iniziativa che ha ideato Judy Beson del Circolo Ippico Il Casale, Sì, coordinandosi sempre con Olimpia Guazzo e con un'altra fisioterapista appartenente al suo circolo. La faccio breve perché è interessante questa proposta che oggi condivideremo anche sul nostro Facebook di Fise Veneto. È un'iniziativa rivolta ai giovani, proprio in questo periodo diciamo in cui la noia può essere che prenda un po' il sopravvento. infatti scusi se la interrompo, devo dire che ho apprezzato il fatto che negli articoli che ho letto che parlano di questo probabile prolungamento della quarantena si dice che il governo sta tenendo presente, oltre ai problemi sanitari, anche la tenuta psicologica delle persone, oltre agli aspetti economici e addirittura l'ordine pubblico, perché penso che ci siano molte persone sole, magari a qualcuno stiamo facendo un pizzico di compagnia anche noi adesso e ne sarei felice, ci sono molte persone sole che addirittura non hanno nessuno con cui parlare ed è drammatico. Sì, beh, è reale, la fotografia della realtà è questa. Quindi dicevo, era interessante perché praticamente viene strutturato in due fasi, una parte che riguarda la parte proprio psicologica a tutti gli effetti, che è coordinata dalla dottoressa Guazzo, che prevede delle sessioni, lei dà delle indicazioni su alcuni, diciamo, un po' la gestione delle emozioni sostanzialmente, cosa importantissima a cavallo, e dall'altra parte, sempre in questa prima fase, vengono consigliate letture o ascolto di musica o film in modo da diciamo non solo tenere un po' impegnato il giovane atleta, ma in cose che sicuramente sono molto molto utili. L'altra fase invece è quella prettamente fisica, quindi la fisioterapista alternerà fasi cardio e fasi di preparazione atletica proprio per supportare il fisico e il corpo e rimetterlo nella condizione poi di essere pronto quando si riprenderà. Quindi veramente iniziativa lodevole, noi seguiremo questa bellissima idea e appunto stiamo lavorando anche per questo progetto che a breve sarà poi divulgato. Se poi potessimo coinvolgere anche qualcuno magari che possa dare dei consigli dal punto di vista giuridico, fiscale, adesso non so quale sia il termine migliore per i circoli, per aiutarli, perché molti annaspano non solo nella situazione economica, ma anche nel trovare, capire cosa fare, come fare, dove farlo. Magari se ci fosse qualcuno che potesse offrire una consulenza tecnica, che le suggerisco anche questo genere di profilo, se è d'accordo. Assolutamente sì, a parte che noi abbiamo già istituito questa commissione di emergenza che veramente è No, ma magari eccellente. se possiamo coinvolgere in Però se diretta una possiamo, persona che possa dare magari delle dritte, potrebbe essere utile anche questo. assolutamente sì, questo già assodato. Parlerò con i professionisti, con i consulenti, in modo che si mettano anche a disposizione per una chiacchierata come quella che stiamo facendo noi e per rispondere a eventuali domande che gli ascoltatori volessero proporre. Presidente, grazie mille. Allora io attendo la scaletta, i nomi e i Sì. telefoni delle persone. Noi è un mezzo piccolo, io non sono un tecnico, io sono un pendivendolo, quindi
ho cercato questo sistema, spero che in qualche misura possa essere utile. Io ho visto e la ringrazio perché poi lei ha commentato e ha risposto alle persone che hanno scritto sotto questi video, e quindi anche quello è un modo per poi continuare a comunicare con le persone. Quindi grazie anche del tempo che in questo senso dedica, rispondendo nella pagina FIS alle persone che commentano. Ci mancherebbe, un piacere, grazie a voi. Io ne approfitto per anticipare gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti. Sarà una Pasqua diversa di cui temo ci ricorderemo a lungo. Certamente, lo faccio comunque con molto affetto. Cerchiamo di essere tutti vicini e uniti, e anche con il sorriso. Alla fine, insomma, è molto importante